Amici da casa, ci stiamo preparando per la prima battuta di pesca del 2019. Domani andremo in una spiaggia molto bella che vi ho già fatto vedere l'anno scorso. E questa sera abbiamo preso i vermi e, come di consuetudine, cosa faccio? Li trasporto in una delle scatole più grandi per farli stare più larghi. Quindi quando voi vedete nei miei video scatole di diverso tipo che non sembrano assolutamente scatole di vermi, in realtà sono scatole di vermi dove io ho messo i miei vermi all'interno per farli stare più larghi, e nel mentre abbiamo anche comunque la possibilità di controllarli. Qui ho messo le coreane e qui ho messo 3 scatole di americani dentro una scatola grande di arenicola. Tutto questo per una loro comodità. Più teniamo vivi i nostri vermi e li teniamo in una situazione vivibile, più giustamente dureranno a lungo. Buongiorno amici da casa e buon 2019. Sono da poco passate le 7 e ci stiamo recando nella meravigliosa spiaggia di Riva Trigosa per la prima battuta 2019. Che Poseidone sia con noi questa mattina, amici. Eccoci, 7:30, sta sorgendo il sole e abbiamo iniziato intanto a mettere 2 canne, una con un 100 grammi e l'altra con un 125, tutte e due scorrevoli, classica montatura, 0,22 di terminale fluorocarbon e americano. Iniziamo a partire così. Stamattina ci troviamo nella spiaggia di Riva Trigoso, in Liguria, una meravigliosa spiaggia veramente grande, completamente di sabbia, fa già un fondale importante dopo pochi metri e diciamo che possiamo trovare tutta una serie di pesci subito nel sottocosta molto importanti come orate, diverse mormore. Adesso vedremo come va questa mattina perché comunque è gennaio e a gennaio si sa fa freddo e anche i pesci spariscono improvvisamente, però siamo fiduciosi. Ecco, quando peschiamo in spiagge così aperte cercate sempre di ricrearvi un vostro piccolo spazio dove poter avere tutto a disposizione, le nostre montature, le esche, terminali e magari un appoggiacanne in modo da poter appoggiare la canna in lavorazione, come ad esempio adesso io sto montando la terza canna e l'ho appoggiata su un semplice treppiedi, tutto vicino, un piccolo campo base. Adesso per questa mattina la mia montatura sarà molto semplice, scorrevole, la girella a portapiombo alla quale poi farò seguire questa serie di perline e tubetti che faranno l'ammortizzatore al piombo sulla girella, al quale attaccheremo il nostro terminale 0,22 fluorocarbon a modelotto e poi il nostro americano, molto semplice, tutto scorrevole, il mare lo permette e vediamo un po' come va. 8 e anche la terza andata, mare, tempo meraviglioso, temperatura sugli 8 gradi, tutto sommato si sta bene. Ecco il primo ospite che viene a farci visita questa mattina, che ci fa ben capire che siamo nel punto giusto, cioè nella sabbia. Cercheremo di rilasciarlo e possiamo vedere adesso, stiamo controllando le esche, pesci ci sono e le sostituiamo e rilanciamo. 8:30, ci siamo messi comodamente seduti ad aspettare, abbiamo controllato le canne, tutti i vermi bene o male sono stati toccati e niente, non ci resta che aspettare.
Eccolo, il più classico degli spari invernali, il pagello. Adesso lo slamiamo e lo ributtiamo. Sono quasi le 9, il sole sta per uscire, le nostre canne e la spiaggia. Cosa chiedere di più? Inneschiamo, rilanciamo. Stamattina come la mia Maverick Titanium Oceano 250, una canna meravigliosa, sensibilissima per quanto possa essere veramente potente. Tutti i mulinelli Shimano Ultegra di diverse grandezze. Questa è una Maverick Titanium 250 normale, invece un po' più spessa per la lunga distanza, con un 14.000, sempre Shimano. E di qua per la corta distanza, tra virgolette, una Spire 200, sempre con un mulinello Shimano Ultegra. 9:30, l'azione dei pesciolini continua a farsi sentire, probabilmente pagellini, visto che comunque la spiaggia va subito bassa e troviamo subito un basso fondale importante e la presenza di pagelli non è così rara. Va bene. La situazione perlomeno ci tiene svegli e riscalda la nostra speranza. Eccoci, sono le 10. Una cosa sicuramente che posso consigliarvi quando si pesca in una spiaggia così aperta e con un fondo così importante è di controllare spesso le nostre esche, sia per il fatto dei possibili pescetti che le rovinano, possono rovinare le nostre esche, che per il fatto che comunque la corrente cambia costantemente e i grovigli non sono così tanto rari. Entriamo nell'ultima ora di pesca, abbiamo nuovamente cambiato le esche, pescetti ci sono, niente di significativo, questa è la situazione sempre meravigliosa. Godiamoci quest'ultima ora di pesca, sperando nella sorpresa finale. Eccoci, siamo ormai a mezzogiorno, che dire, mattinata stupenda, inizio gennaio anche se un po' fredda giustamente, siamo nel mese più difficile per il surf casting e per la pesca in generale, i pesci sono pochi come abbiamo visto, la situazione varia velocemente e siamo messi a dura prova, ma questo non deve fare assolutamente demordere la nostra passione, quindi mi raccomando non mollate mai, continuiamo nelle nostre battute e vedrete che i risultati verranno. Alla prossima avventura.